C'è tanto entusiasmo tra i giovani partecipanti al cammino, qual è il desiderio di fondo che ti ha spinto a metterti in gioco? Volevo conoscere persone nuove e speravo che mi potesse essere utile per ravvivare un po' la mia fede e volevo vedere cosa questo cammino nuovo cosa mi potesse portare. Mi ha spinto il desiderio di ritagliarmi un po' di spazio per stare con Dio in modo un po' più profondo e per stare con gli altri in modo più intenso, perché poi nel quotidiano a volte ci si perde un po'. E quindi l'entusiasmo è davvero coinvolgente. Per me è la prima volta e sono molto entusiasta di questo perché ho avuto testimonianze durante gli anni di questi eventi e tutti sono molto contenti di partecipare, allora anch'io mi sono voluto mettere in gioco, però mi sembra che questo evento abbia tutte le carte in regola per lasciarmi grande gioia, comunque nuove idee. A fine settimana spero di tornare profondamente cambiato dopo questa esperienza. Che desiderio del cuore ti ha spinto a metterti in marcia? Ma io ricordo una frase che ci disse Papa Francesco alla GMG, dove ci disse appunto per seguire Gesù noi dobbiamo cambiare le nostre scarpe, prendere degli scarponi e seguirlo. E noi diciamo che lo stiamo facendo, noi stiamo camminando dei sentieri con tanta fatica, però penso che lungo questi sentieri Gesù ci parla. Se mi ha spinto di venire qua proprio questa frase di Papa Francesco che me la porto nel cuore, che è stato un momento speciale della GMG di Cracovia. Che cosa ti aspetti da questi giorni? Sicuramente mi aspetto un cementarsi di tutti questi ragazzi che si riuniscono per queste esperienze, per costruire, ricollegandomi alle citazioni della GMG di Cracovia di Jacopo, per costruire incendiare le nostre città come ci aveva esortato il Santo Padre,